Grazie della presenza. Io purtroppo vi annoierò con un po' di cifre perché ho dovuto concentrare in un numero di diapositive più basso possibile, sono 18, circa 400 pagine del piano che la Regione ha presentato e ho inserito nella prima diapositiva tutto il piano, che è anche troppo concentrato, nel senso che tutto il piano ruota intorno al raggiungimento di un obiettivo che è aritmetico, che sono il 10,5%, anzi per dire la verità 10,3%. Il risultato è 10,5 perché dicono facciamo un 0,2 in più per che non ci sia qualche errore di calcolo. 10,3% della percentuale di rinnovabile rispetto ai consumi totali lordi del 2020. Tutto qua. E quello che voi vedete qua sono le 4 cifre: 781 migliaia di TEP della produzione di rinnovabile nel 2010, 1199 migliaia di TEP della produzione rinnovabile prevista nel 2020, 11.000 migliaia di TEP il consuntivo finale lordo al 2011, 11.900 quello tendenziale al 2020, per cui tutto il piano gioca nel trovare 418 TEP di produzione da rinnovabili. Tenete presente che il dato che loro riportano nel 2010, ma probabilmente nel 2011 e 2012 siamo già oltre i 781 che erano previsti, che erano quel 2010, e tutto ruota intorno al fatto che bisogna ridurre di 468 migliaia di TEP i consumi, che significa circa il 4% dei consumi attuali. Cos'è un TEP? Allora, il TEP è la tonnellata equivalente di petrolio, è un'unità in misura, ed è la quantità di energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio. Per cui per comparare una serie di avvenimenti abbiamo bisogno di unità di misure che valgono per tutti. In questo caso è il TEP, poi ci sono migliaia di TEP, eccetera, eccetera. Allora, prima di darvi i numeri faccio velocemente alcune osservazioni. Innanzitutto il titolo. È un bel titolo, l'unica cosa fatta bene e completa è il titolo. È un titolo che parla di risparmio energetico, efficienza energetica e rinnovabili. 3R di un altro famoso programma. È un lavoro complesso. Ci sono 3 allegati, il progetto è vero e proprio, composto da 403 pagine, la VAS di 190 pagine, la sintesi della VAS di 73 pagine ed è formato da 10 capitoli con 3 allegati. Ovviamente alla stesura di questo piano ha tutta l'ARPA, tutti i dirigenti, l'Università di Padova, gruppi di lavoro e, tanto per essere chiari, il lavoro sul biometano, biogas, eccetera, è un gruppo a cui fa riferimento l'Associazione Italiana Energie Agroforestali. Le fonti bioliquide sono state portate avanti dall'Associazione Italiana Energie Agroforestali, tutto il capitolo su edilizia da Lance Veneto, il capitolo sull'industria dalla Confindustria e il capitolo sull'efficienza energetica da Lega Ambiente. Hanno anche fatto lavorare altre associazioni che magari non sono proprio istituzioni molto pubbliche. È arrivato tardi, come diceva prima la Patrizia, nel 1991, delle cose strane, che lo Stato italiano è uno Stato strano. Con la legge 10 del 1991, è la stessa legge per cui ognuno di voi che vuole ristrutturare la casa la deve presentare prima dell'inizio dei lavori, giustamente, magari i comuni non tanto, ma i privati lo devono fare. Ed è una legge che è del 1991, cioè dal 1991 era prevista la stesura, l'obbligo di fare i piani energetici per ogni regione. La legge regionale recepisce la 91 nel 2000, con una sua legge regionale, 2000, produce il piano
e lo finisce nel 2004, per cui i dati 98-2003, lo porta l'ultimo mese nel 2005, ma non riesce ad adottarlo perché decade ovviamente la legislatura. Il piano è già fatto. Arriviamo alla adozione 2013, non so che fine abbia fatto il piano del 2005, oggi c'è un altro piano, chiamarlo piano è tanto, che lavora su 3 anni. Tutti i dati di confronto sono 2008, 2009, 2010. Basta. Tenete presente che con qualsiasi andamento il 2009 si presenta con decrescita, per poi un aumento nel 2010. Qui abbiamo una situazione abbastanza non normale. È un piano aritmetico, è, come avete visto, una grande operazione di sottrazione dove sottrarre e di addizioni dove aumentare. Non c'è strategia, non c'è visione futura del territorio. Non è stato discusso, come ha detto prima Ivo, peraltro non so neanche come si possa discutere una cosa di questo genere qua. Se la stessa regione ha fatto solo 3 presentazioni, dicasi 3, e nessuna in provincia di Venezia, non so perché, ma nessuna in provincia di Venezia, vuol dire che probabilmente neanche la regione Veneto tende tanto a mostrare questo piano. I tempi sono limitati perché se qualcuno crede ancora alla possibilità di presentare delle osservazioni, bisogna farlo entro fine di questo mese. Allora, io, siccome ho parlato di strategia, ho voluto aprire il tutto facendo capire la strategia dell'Unione Europea. Guardate che in questo campo qua, ma non solo, senza l'Unione Europea noi saremmo allo sbando, siamo comunque in grandi difficoltà. Ma l'Unione Europea ha una strategia chiarissima, precisa e continua a insistere sulla strategia. Io ho riportato le priorità, gli obiettivi e gli obiettivi specifici della strategia europea 2020. Priorità sono 3: crescita intelligente, crescita sostenibile e crescita inclusiva. Intelligente significa un'economia, una crescita basata sulla conoscenza e innovazione. Conoscenza e innovazione. Sostenibile vuol dire che deve essere verde, efficiente e inclusiva, che deve essere a alto tasso di occupazione e a grande coesione sociale. E guardate che per fare queste operazioni qua usa una cosa semplicissima che è l'energia, cioè usa un termine che fino a un po' di anni fa sembrava molto settoriale e messo in un angolo. Voi sapete benissimo che le ultime guerre sono avvenute per il controllo delle fonti energetiche. Gas in Afghanistan, petrolio in Iran, Iraq, eccetera, eccetera, eccetera. E qua non c'è solo un problema di fonte energetica, c'è anche un problema sociale, c'è un problema culturale, c'è un problema ambientale. Negli obiettivi generali c'è il 75% delle persone di età compresa fra i 20 e i 64 anni deve avere un lavoro. Il 3% del PIL dell'Unione Europea deve essere investito in ricerca e sviluppo. I traguardi 20-20-20 devono essere raggiunti, anzi superati. Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno il 40% dei giovani deve essere laureato. 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio povertà. Guardate che di questi 5 obiettivi ce n'è uno solo che è energetico, che riguarda l'energia, che è il 20-20-20. Tutti gli altri sembra che non abbiano niente a che fare col problema energetico. Ma vi assicuro, anzi non lo dico io, ma è ovvio, che ricerca, sviluppo, lavoro e scuola eccetera sono ovviamente collegati. Sugli obiettivi specifici vado veloce perché da una parte dicono ammodernare e integrare le infrastrutture dirette per il trasporto ferroviario. Guardate che il concetto è ammodernare e integrare ferroviario e non solo, perché il problema grosso è l'alternativa alla macchina. Energie rinnovabili,
La grande idea dell'Europa, della strategia europea, è decarbonizzare l'Europa entro il 2050. Decarbonizzare significa avere un'economia che funziona senza carbone fossile o con meno carbone fossile, e questa è la grandissima strategia.